Lea Giulin della Caritas di Mogliano, che con altre associazioni del comune hanno dato vita a un coordinamento di associazioni che leggo per non dimenticarne alcuna perché non sono poche. Sono Amici del Parco Arcobaleno, AMPI, AREN, Gruppo Acquisto Solidale, Gruppo Nigeriani di Mogliano, Gruppo Penelope, Redazione Luogo Comune, Rete Radieres, SOMS e Bottega del Mondo. Questo coordinamento si prefigge alcune cose non eclatanti, ma riteniamo discretamente significative anche per le modalità con cui intendiamo muoverci. È un coordinamento che ha degli obiettivi di minima, diciamo, che è quello di promuovere al proprio interno e favorire il massimo dell'informazione e della partecipazione alle rispettive iniziative, e nei casi come quello di stasera di promuovere iniziative su temi di carattere sociale di grande interesse, di grande rilevanza, quali quelli che stasera siamo chiamati ad affrontare, e che non vado ad illustrare perché la vostra presenza sicuramente riguarda anche l'informazione che è stata data, e quindi anche per guadagnare un po' di tempo io direi che a questo punto, se non ci sono particolari problemi, farvi vedere che quasi tutti hanno trovato da sedere, invito però a prendere delle sedie che ci sono anche qui se volete recuperare altre sedie in modo tale da mettervi comodi. Volevo appunto sottolineare che l'assemblea di questa sera, l'incontro pubblico di questa sera riguarda l'ipotesi di chiusura o di ridimensionamento di due progetti, il progetto comunità e il progetto giovani. Abbiamo inteso promuovere questo confronto pubblico proprio per cercare di acquisire tutte le informazioni possibili relative alle sorti di questi due progetti. Mi corre l'obbligo, e non tanto formale, di ringraziare l'amministrazione comunale nella persona, fino a questo momento, dell'assessore Gosetto, ma mi pare arriverà anche il sindaco fra non molto. Perché ormai solitamente nel nostro paese si è adusi ad una ginnastica politica che riguarda prevalentemente i salotti televisivi, no, di diversa grandezza, da quello centrale a quelli periferici, laddove la politica si urla, laddove non esiste un minimo di confronto, di contraddittorio, che noi vorremmo stasera si tenesse in maniera civile e in modo tale da poter acquisire, ripeto, il massimo delle informazioni possibili rispetto a quelli che sono gli interessi di ogni singola componente presente qui stasera. Il mio compito è anche quello di cercare di dirigere il traffico, e sarà un traffico parecchio sostenuto, per il quale vale la pena di discorrere un po' quella che è la scaletta prevista, perché ognuno poi sa anche in qualche modo orientarsi dentro a quello che sarà il percorso della serata. Ci sarà la presentazione da parte di Ernesto Perillo per conto delle associazioni che compongono il coordinamento, poi ci sarà un brevissimo excursus su quella che è l'attività delle singole associazioni, su quelli che sono gli impegni, le finalità e quelli che sono stati anche i momenti di attività vera e propria relativi al 2009 e al 2010. Sarà una cosa molto rapida. Ci sarà poi la clip no, questa no. Andremo quindi molto rapidamente, quindi qui guadagneremo un po' di tempo, bene, nell'ascolto degli operatori dei progetti comunità e del progetto giovani, e anche sentiremo alcune esperienze nei rispettivi ambiti. Daremo poi la parola all'assessore, al sindaco, che dovrebbe appunto arrivare fra poco,
Abbiamo previsto ovviamente anche lo spazio per la partecipazione, per gli interventi dei consiglieri di minoranza, dei capigruppo di minoranza, e poi apriremo il dibattito. Come vedete c'è parecchia anche carne al fuoco, per cui vale la pena di tentare, e qui pregherei soprattutto i relatori e quelli che interverranno, così anche voi magari nel corso del dibattito, di cercare di rispettare un po' i tempi per riuscire a chiudere in un'ora decente questo incontro.